poteva trasformarsi in tragedia la mattinata a Lido di Venezia per il crollo del solaio nel cantiere dell'ex caserma Pepe in fase di riqualificazione da Ca' Foscari, 4 operai feriti, 5 le persone evacuate. E dopo il cedimento del solaio, l'Ateneo esprime solidarietà agli operai, chiesti accertamenti sulle condizioni di sicurezza nel cantiere. Ancora auto in fiamme, 9 minacce di morte, a Favaro Veneto cresce la paura ed è caccia al piromane seriale, il racconto shock di un residente, chiediamo di vivere in sicurezza. Venduto il bar della movida violenta di via Palazzo a Mestre, a darne notizia la titolare, ma intanto il sindaco Brugnaro stringe la morsa e ne dispone la chiusura anticipata. Passante di Mestre, continuano i lavori nel fine settimana e così scattano le chiusure in direzione Trieste con il traffico deviato sulla 57 tangenziale di Mestre verso Venezia. Malati in ospedale con la possibilità di incontrare i loro amici a quattro zampe. Dopo i casi di Treviso e Piove di Sacco, il governatore Stefani lancia la proposta di legge nazionale dal Veneto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali con quella che poteva trasformarsi in una tragedia. Questa mattina al Lido di Venezia, dove si è verificato il crollo parziale del solaio di una struttura dismessa in fase di riqualificazione. L'allarme è scattato intorno alle 11, 4 operai feriti, 5 le persone evacuate, nessuno sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Eravamo in pista attendendo atterraggi di normali velivoli quotidiani e quindi nulla di che, quando abbiamo visto arrivare il primo elicottero credendo fosse un'esercitazione, e poi sul momento abbiamo capito che non lo era, e qualche attimo dopo arrivare il secondo elicottero del 118 e sentire le ambulanze, quindi era evidente che qualcosa fosse successo. Un boato improvviso, il pavimento che cede sotto i piedi e il vuoto di diversi metri, attimi di terrore che potevano trasformarsi in tragedia al Lido di Venezia, dove il crollo del solaio dell'ex caserma Pepe ha causato 4 feriti, tutti operai, 5 le persone evacuate. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino durante un sopralluogo tecnico nella struttura di San Nicolò, destinata a diventare uno studentato universitario di Ca' Foscari da 220 posti letto. Un anno fa il via ai lavori. 9 le persone presenti al momento del cedimento tra operai, tecnici e professionisti incaricati dei lavori. Il solaio del primo piano improvvisamente ceduto, facendo precipitare i 4 lavoratori da un'altezza di circa 5-6 metri. All'arrivo del secondo elicottero e a sentire le ambulanze abbiamo capito immediatamente che c'era stato un evento di pericolo, e quindi siamo andati incontro appunto agli operatori del 118. Eravamo alla pista al lato sud e quindi coperti dalla struttura dell'aerostazione. La cosa è successa invece lì nella caserma, dove c'è il cantiere di restauro per quello che sarà lo studentato. Stavano intervenendo per portare via eventuali feriti. Vedere 2 elicotteri che arrivano e sentire l'ambulanza piacere non fa. Nonostante la violenza dell'impatto, nessuno sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati soccorsi tempestivamente dal SUEM, 2 di loro sono stati ritrasportati agli ospedali di Mestre e Treviso, mentre gli altri 2 sono stati trasferiti tra Mestre e Venezia con traumi di media e lieve entità. Gli altri 5 presenti sono riusciti a mettersi in salvo ed evacuati dai vigili del fuoco, intervenuti con squadre del distaccamento del Lido e con il supporto dell'autopompa lagunare da Dorsoduro. Sul posto, oltre i soccorsi, le forze dell'ordine e i tecnici dello Spisal, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento, probabilmente legato al deterioramento dei materiali della struttura. L'area è stata messa in sicurezza e posta sotto sequestro mentre proseguono le indagini su un episodio che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi. C'è stato quindi un inevitabile sospiro di sollievo collettivo, ma restano delle riflessioni anche dure, anche profonde, non mancano delle polemiche. La consapevolezza di tutti è che poteva essere una tragedia. Quanto accaduto questa mattina alla caserma Guglielmo Pepe di San Nicolò Lido di Venezia è un campanello d'allarme su più fronti.
Qui dovrà rinascere uno studentato su un progetto che ha per promotori l'Università di Ca' Foscari e il Comune di Venezia. L'immobile, un tempo sede quartier generale dei Lagunari e dei Fanti da Mar, è rimasto chiuso e abbandonato per decenni senza un'adeguata manutenzione. Il crollo di un solaio potrebbe essere dipeso anche in parte da una lunga stagione di incuria. Come state seguendo la situazione? Per fortuna non ci sono conseguenze molto gravi, per fortuna, sembrano quasi tutti e quattro gli operai sembrano comunque fuori pericolo. È un segnale però che deve fare allarmare e fare dei controlli molto approfonditi su una struttura che purtroppo è stata abbandonata per troppi anni e che probabilmente presenta dei momenti di cedimenti che potrebbero verificarsi anche più gravi. Il presidente della municipalità di Lido Prenestina, Emilio Guberti, è stato tra i primi a correre sul luogo del crollo. In una nota l'Università di Ca' Foscari ha espresso profondo dispiacere per l'accaduto. L'Ateneo ha fatto sapere di continuare a informarsi sulle condizioni dei feriti con massima vicinanza alle famiglie. Basta feriti sul lavoro, ribadiscono a chiare lettere la CGIL, i sindacati e i consiglieri. Ennesimi casi in cui dei lavoratori si infortunano lavorando. Allora ancora una volta come sindacato lo diciamo con chiarezza, con forza, con determinazione. Non servono parole, impegni generici, parole di circostanza in questi momenti. Servono fatti concreti. Le istituzioni devono mettere al centro la tutela della salute e sicurezza per tutte le lavoratrici e i lavoratori. Servono investimenti in formazione, in prevenzione, in verifiche, aumentando i controlli per garantire a chi lavora la giusta e adeguata sicurezza proprio nel lavoro. Per questo ci aspettiamo dalle istituzioni in questo momento risposte concrete. Siamo in apprensione per la salute dei lavoratori che questa mattina sono state vittime di un incidente sul lavoro qui alla caserma Pepe al Lido. Quello che è successo dimostra come la sicurezza sul lavoro è un tema che tocca tutti i territori, tutte le comunità e tutte le persone. A Favaro, Veneto, ora dove cresce la paura, ancora auto in fiamme, nuove minacce di morte ed è caccia al piromane seriale. Parrebbe stringersi il cerchio attorno all'autore degli atti vandalici di Favaro con auto e garage date alle fiamme. L'ultimo episodio noto dopo Pasqua, distrutta dal fuoco dopo essere stata incendiata la vettura dello storico panettiere di Favaro, Massimiliano Trabuio. Ma dopo questo fatto ora emergerebbero nuove pesanti intimidazioni ai componenti della famiglia di quest'altro residente che ha già sporto denuncia alle forze dell'ordine. I miei familiari sono stati minacciati e dopo sono venuto a sapere che una persona che è stata indagata dalla polizia, sotto indagine dalla polizia, si è resa protagonista di un episodio del tutto simile a quello che è accaduto al signor Trabuio. È stata data fuoco un'altra macchina e le modalità e tutto quanto porta a pensare che insomma possano essere le stesse persone che abbiano compiuto, possa essere la stessa persona che ha compiuto questo gesto qui. E mentre le indagini proseguono, c'è chi riferisce di aver visto girare a volto scoperto tra le vie della città, spesso in sella a una bicicletta, il presunto autore di tali intimidazioni. È famigerato perché ha avuto moltissimi precedenti, è stato svariate volte in carcere, sia le forze dell'ordine che purtroppo la cittadinanza qui conosce questa situazione. Ma come fate a conoscere questo personaggio? Lo conosciamo perché è una persona qui del posto, cioè Favaro non è New York, è una città abbastanza, un paese abbastanza piccolo dove bene o male ci conosciamo tutti. E siamo preoccupati anche perché sembra che questa persona viva proprio nella stessa abitazione di dove vive anche un minore, un preadolescente che tra l'altro frequenta anche le scuole del paese e quindi è in contatto anche con altri bambini che vivono nella nostra realtà, nel nostro paese. Quindi si teme anche per l'integrità di questo minore? Sì, visti i fatti purtroppo c'è questo sospetto. Una scia di incendi e minacce di morte che qui a Favaro Veneto sta mettendo sotto scacco un'intera comunità. E questo è stato più volte in carcere e tutte le volte che è uscito questo personaggio qui
ha continuato a delinquere, quindi è evidente che il carcere non è stato messo in domiciliare recentemente, è anche evaso. Gli inquirenti stanno cercando di dare un nome e un volto al presunto autore di tali atti vandalici, con i residenti che chiedono di poter tornare a vivere in sicurezza, quella sicurezza persa da tempo, dicono. Magari qualcuno per colpa di altre ritorsioni non si è esposto, magari ha denunciato, ma magari non si è esposto, quindi la comunità non sa questa cosa. In via Palazzo a Mestre, ordinanza del sindaco che dispone la chiusura anticipata per 45 giorni del bar attenzionato, considerato il fulcro della movida violenta, pericolosa tra ris, ubriachi, degrado ed escrementi. I commercianti dicono bene, ma si poteva fare di più. Un'ordinanza urgente di 7 pagine messa dal sindaco, 18 contestazioni nel giro di un anno, tra cui risse ed eventi non autorizzati. È con questi presupposti che arriva, dopo una settimana costellata dalla movida violenta, l'obbligo di chiusura anticipata per il locale La Moretta, ritenuto il fulcro attorno al quale si radunano compagnie di ragazzi spesso protagonisti dei fatti accaduti. Sarà aperto alle 19 e chiuderà alle 21, orario in cui i tavolini del plateatico dovranno svuotarsi ed essere riposti. Una misura tardiva, non esaustiva, ma almeno un segnale, quello da parte dell'amministrazione, secondo i commercianti della via, che vogliono ribadire il loro impegno per mantenere via Palazzo il luogo di incontro sereno e tranquillo che è sempre stato. Questa è una zona bella, è sempre stata definita il salotto buono di Mestre e ci ritroviamo ad avere veramente delle gravi ripercussioni anche nei negozi. Mi dispiace perché tra l'altro ci sono tanti locali validi, virtuosi, che fanno eventi belli e che è giusto sostenere. Mi dispiace perché c'è stata un'interazione importante con tutti i locali e questa interazione aveva portato anche a una comunicazione tra loro per allontanare questi personaggi. L'ordinanza probabilmente con questo restringimento porterà ad aiutare. Non è sufficiente perché in questo momento uno stacco completo sarebbe stato utile. In via Palazzo anche un commerciante storico della zona. Sempre stata una bellissima via, sempre tranquilla, ma adesso è un periodo di tempo che anche questi bar che sempre stai bene, tutto tranquillo, bene, adesso c'è un periodo di tempo da questo bar qua, ma secondo me è questione di gestione del bar. Quello che si arriva al banco sa chi che frequenta il bar. Raggiunta al telefono, la titolare del locale esprime dissenso per l'ordinanza ricevuta, ribadendo che i fatti nulla c'entrano con la sua attività, ma data la situazione ormai insostenibile per le continue lamentele dei residenti che non riescono a dormire a causa degli schiamazzi e dell'allarme lanciato dai commercianti per la sporcizia, gli escrementi, il sangue e il vomito che spesso si trovano a dover pulire al mattino, fa sapere di aver ceduto l'attività. E ora una notizia che riguarda il passante di Mestre, un'importante comunicazione di servizio perché chiuderà nuovamente nel fine settimana in direzione Trieste con il traffico che sarà deviato sulla 57 tangenziale di Mestre verso Venezia. La chiusura replica quella dello scorso weekend, anche se sarà limitata al tratto tra il bivio A4 A57 Dolo e Preganziol, che dunque rimarrà chiuso in direzione Trieste dalle ore 22 di venerdì 17 aprile alle 5:30 di lunedì 20 aprile, salvo conclusione anticipata dei lavori. La pagina politica, dopo il consenso ottenuto alle regionali, Resistere Veneto presenta il suo candidato sindaco. Si tratta di Roberto Agirmo, imprenditore originario di Marcon. 30 i candidati, liste pronte in pochi giorni. Venezia e gestione dei flussi turistici saranno in primo piano. Stiamo parlando di presentarci alle amministrative della capitale. Si presenta come settima forza in lizza per le amministrative di Venezia. Resistere Veneto, con Roberto Agirmo, candidato sindaco, vuole entrare in consiglio comunale. Intento di Agirmo, imprenditore originario di Marcon, non i numeri, non obiettivi, ma proporre, costruire e controllare, come recita il programma. Proposta e candidatura che arriva dopo settimane di consultazioni con altre forze politiche. Abbiamo semplicemente
aspettato che le bocce si fermassero, abbiamo cercato di interloquire con coloro i quali si dichiaravano civici, abbiamo cercato di trovare una soluzione al fine di creare un polo civico reale che avesse come discriminante il fatto che ad un eventuale ballottaggio non sarebbe appoggiata nessuno, non avrebbe fatto l'apparentamento con nessuno, ma evidentemente non abbiamo trovato la corrispondenza su questo elemento. 30 i candidati che presenterà Resistere Veneto nelle liste ancora da ultimare. Capolista Riccardo Sciumschi. Una decisione nata su sollecitazione degli iscritti, dei simpatizzanti di Venezia che hanno voluto partecipare e reiterare, cioè ripresentare quello che è stato il modello regionale, una candidatura civica in alternativa al centrodestra e al centrosinistra. Siamo alternativi ma non siamo oppositivi tout court, siamo qui con delle proposte che se saranno accolte ci vedranno costruire un futuro diverso per Venezia. Ci sarà sicuramente un centrodestra, ci sarà sicuramente un centrosinistra e sicuramente ci sarà qualcun altro e vorremmo essere noi. Fermamente contrario al contributo d'accesso, Resistere Veneto presenta diverse proposte, dalle card, da una quota fissa per turisti per muoversi e visitare i musei a prezzo ridotto, ottenendo uno sconto sulla tassa di soggiorno se si alloggia nel centro per più di 3 giorni, alle pre-registrazioni alla città nei periodi di maggior afflusso turistico. Noi siamo veramente non tanto un contenitore di dissenso, ma un contenitore di persone che non accettano più una politica che quando dice A non è detto che faccia A. Noi diciamo A e facciamo A. Ci sono poi i temi del lavoro, c'è una nuova ricerca di IUSVE e Veneto Lavoro sui giovani. Delle difficoltà legate alla solitudine e soprattutto alla presenza di fattori di complicazione, quali per esempio redditi non adeguati al lavoro. Pronti ad agire senza indugio ma anche realisti e consapevoli, con le idee chiare e nel contempo irriducibilmente complessi. È questa la descrizione emersa dallo studio condotto da IUSVE e Veneto Lavoro sull'idea che i giovani hanno del lavoro stesso. Descrizione che non lascia spazio alle semplificazioni. Ambiente economico, sociale complesso, risposte complesse. L'indagine è stata svolta su 900 giovani adulti tra i 18 e i 34 anni nell'ottica di comprendere non solo la loro visione, ma anche le difficoltà di accesso e transizione dalla scuola a università all'ambiente lavorativo. Il lavoro ideale deve essere un lavoro che garantisca l'autonomia economica, evidentemente, segnalata da oltre 6 rispondenti su 10, ma anche il fatto che il lavoro sia piacevole e interessante e che soprattutto possa presentare delle prospettive di carriera e la possibilità appunto di collocarsi in contesti aziendali valorizzanti. La propensione al cambiamento è uno degli elementi ricorrenti. Nel momento in cui ci si trovasse in un posto di lavoro che non fa star bene, quasi la metà degli intervistati cercherebbe un altro lavoro anche al costo di vivere un periodo di instabilità. C'è poi il tema del dialogo e del rispetto, un ambiente in cui esiste uno scambio comunicativo intergenerazionale sereno e collaborativo è ideale per quasi il 70% dei giovani. In primo piano la questione salariale. Si cerca un posto di lavoro che possa dare una vita dignitosa, ma allo stesso tempo si esprimono le difficoltà nella ricerca per la precarietà dei contratti e le continue richieste di esperienze precedenti anche per posizioni di base che disincentivano ed demotivano i giovani. L'elemento che noi riteniamo importante in questo momento è proprio di centrare la politica, le politiche sul tema dell'accompagnamento in questa fase della transizione tra la scuola e il lavoro. Un termine di lavoro di squadra fondamentale che può effettivamente un ragazzo fare una scelta e non sentirsi abbandonato. In un mondo che naturalmente va sempre più nell'isolamento, sempre più nell'io, il lavoro di comunità su questo tema deve essere fondamentale ed importante. Parliamo adesso di animali ed affezione. C'è un impegno del Presidente della Regione Alberto Stefani. Voglio realizzare un progetto di legge per regolamentare questi accessi, ovviamente sulla base di determinati requisiti, sulla base di determinate caratteristiche, ma credo sia giusto e doveroso nel 2026 garantire l'accesso, soprattutto per quanto riguarda i pazienti oncologici, quindi nei centri oncologici, l'accesso degli animali d'affezione. Un impegno netto e deciso, quello del Presidente Alberto Stefani, che si è commosso seguendo le storie di Barbara e della sua gioia a Treviso e di Pimpa e della sua padrona all'ospedale di Piove di Sacco. Qui le pazienti hanno potuto riavere
riabbracciare i loro cari amici a quattro zampe solo dopo molto tempo dal loro ricovero. Pur essendo la pet therapy riconosciuta a livello di cura già dal 2003, in Italia manca una legge nazionale che regolamenti l'accesso di cani e gatti dentro le strutture sanitarie. Oggi le norme variano sia a livello regionale che sanitario, dipendono cioè dalla direzione sanitaria specifica che le stabilisce di volta in volta. Ma come ribadisce il Presidente, si tratta di aprire le porte a compagni di vita, oggi membri della famiglia a tutti gli effetti. Rappresentano un componente della famiglia e su questo dobbiamo continuare in questa direzione. Voglio realizzare un progetto di legge a mia firma. Un'idea portata avanti dall'associazione Angeli con la Coda, dove Antonio Scalise, marito di Barbara, e Valeria Vezzaro, esperta di pet therapy, se ne occupano da oltre 15 anni. I cani, oltre ad essere vaccinati e cippati, devono anche aver fatto un percorso preciso. Un cane che ha svolto insieme al suo proprietario un percorso dove il proprietario ha compreso come comunicano i cani e soprattutto come aiutarli a non entrare in stress. D'accordo? Ma per fare questo bisogna viverci di fianco, non portarli soltanto a fare la pipì la sera. E io e Barbara ne siamo convinti. Siamo 16 anni che ci stiamo lavorando. L'associazione si è detta anche felicemente sorpresa della proposta del Presidente Stefani e disponibile, se lo vorrà, a dare una mano alla stesura della legge. Le giornaliste e i giornalisti italiani titolari del contratto FNSI scioperano oggi per la terza volta. Noi giornalisti dell'emittenza locale esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza ai colleghi. Riteniamo che sia necessario informare i cittadini, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto che regola il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, mentre migliaia di colleghi precari che hanno redditi sotto la soglia di povertà da anni attendono la determinazione dell'equo compenso. Per la Federazione Nazionale della Stampa, dignità e futuro dell'informazione passano attraverso il rinnovo contrattuale, il recupero salariale e la difesa di diritti che non sono privilegi ma presidi della libertà di informazione. La dignità del nostro lavoro incide pesantemente sulla qualità dell'informazione che arriva ai cittadini. In Veneto la manifestazione si è svolta a Verona in Piazza Bra con la segretaria generale FNSI Alessandra Costante. Questa è la comunicazione sindacale di cui vi ho dato lettura. È tutto per questa edizione di Venezia, non ho ulteriori aggiornamenti. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.